territorio. Sì, Stefano, puoi andare avanti. Ecco, direi molto attesa da parte del territorio, che riguarda appunto la costituzione di sportelli Lepide D. Ecco, il dettaglio appunto di quelli che sono poi gli sportelli, come fare, quali sono le procedure per attuarli, ma soprattutto che cosa significa mettere a terra uno sportello Lepide D sul territorio, verrà fatto appunto dalle persone che mi seguiranno. Io direi appunto che nel manifestare appunto la soddisfazione da parte di Regione del Veneto per quella che è appunto la convenzione che, anche se ha dovuto attendere magari qualche tempo un po' più lungo del previsto, ma siamo riusciti a sottoscrivere con i colleghi di Lepida, che ringrazio veramente molto per tutto il supporto che ci hanno fornito e che stanno fornendo e forniranno ancora. Io direi, lascerei subito la parola appunto ai colleghi di Lepida ID, che ci presenteranno appunto l'iniziativa da un punto di vista tecnico formale, per poi ritornare alla fine a presentare quello che è il processo con cui gli enti del territorio potranno richiedere alla Regione del Veneto appunto l'adesione alla convenzione. Ecco, lascio la parola quindi penso ad Annalisa Minghetti. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Intanto, per chi non ci conosce, Lepida è la società in house della Regione Emilia-Romagna, che si occupa della gestione delle reti piuttosto che della realizzazione e gestione dei servizi per tutta la pubblica amministrazione, gli enti della sanità, abbiamo dei data center, insomma, tutta una serie di attività proprio nell'ambito della pubblica amministrazione. Tra le attività che aveva in mano Lepida, tra i servizi di Lepida che erano appunto a disposizione del territorio dell'Emilia-Romagna, era già da diversi anni presente la possibilità di avere credenziali dedicate per i cittadini dell'Emilia-Romagna per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Tutto questo è evoluto in un certo momento nella possibilità di diventare erogatori di credenziali SPID. Allora adesso provo a mostrarvi, ecco qua, ditemi se si vede. Sembra che ci stia mettendo un po' di tempo, comunque adesso provo a mostrarvi qualche slide in cui vi raccontiamo che cosa sta facendo Lepida appunto come erogatore di credenziali di SPID e appunto qual è l'opportunità anche per il territorio del Veneto, grazie alla convenzione che è stata siglata dalla Regione del Veneto, di poter mettere a disposizione dei cittadini del vostro territorio degli sportelli in cui possono andare a richiedere o farsi riconoscere per ottenere le credenziali SPID. Vedete le slide? Perché mi sembra che si sia... Al momento non si vede Aspetta nulla. che riprovo. Prima aveva funzionato. Non capisco perché. Proviamo a ricominciare. Ok. Non le vedo più. Allora, riprovo, Ce la faremo. Vai, altrimenti faccio una prova io e poi casomai me le giri. Perfetto. Le arriva. vedete? Sì. Sì. Ok, proviamo uno slideshow perché prima avevo già fatto partire lo slideshow, non so se è quello che è incastrato. Le Può vedete? essere, benissimo, Ok, ottimo. perfetto. Vabbè, qui c'è scritto che io mi chiamo Annalisa Minghetti e sono il vice direttore della divisione software e piattaforme di Lepida. Allora, che cos'è SPID? È la prima cosa. Probabilmente tutti lo sapete perché ormai SPID è abbastanza diffuso sul territorio nazionale
e comunque è l'identità digitale del sistema pubblico. Quindi cosa permette ad un cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e ovviamente anche a tutti i servizi che i privati mettono a disposizione con accesso con SPID. Semplicemente sono username e password che ciascun cittadino ha e sono le credenziali che utilizza per accedere ai servizi. Giusto così per dare due indicazioni di base, l'accesso ai servizi con SPID è costruito su 3 tipi di livelli di sicurezza. Il livello 1 richiede solamente username e password per accedere ai servizi, il livello 2 username e password e un codice temporaneo, il cosiddetto TP, che deve essere sempre inserito per poter accedere ai servizi. Sul livello 3 invece oltre a utente e password è necessario anche un dispositivo di accesso. Quando voi accedete ai servizi con SPID, questa identità digitale si porta dietro poi degli attributi che sono delle informazioni che vengono trasmesse al servizio a cui tentate di accedere. Ovviamente sul sito del governo, piuttosto che su quello di l'Agide, l'Agenzia d'Italia Digitale, troverete tutte le informazioni. La situazione qual è oggi? Ad oggi ci sono 10 gestori di identità digitale, cioè ci sono 10 soggetti che possono rilasciare identità SPID. Quindi l'Epida è uno di questi 10 soggetti e il servizio appunto che riguarda il rilascio di identità SPID, la gestione della vita, delle credenziali, dell'identità digitale, si chiama l'Epida ID. Come vi accennavo prima, l'Epida nasce già prima del 2018 come gestore di credenziali digitali per cittadini della Regione Emilia-Romagna. Nel 2018 la Regione Emilia-Romagna e gli enti soci hanno deciso appunto di trasformare queste identità digitali in identità SPID, ma proprio accreditandosi presso Agid come gestore per il rilascio di queste credenziali. Quindi l'Epida è un gestore nazionale, in tutta l'Italia possono essere richieste e rilasciate identità SPID di l'Epida, è il primo gestore di identità SPID di natura pubblica accreditato, perché gli altri gestori, vi dicevo prima, sono 10, gli altri sono privati, quindi l'Epida invece è un gestore di natura pubblica. Le identità SPID che si possono rilasciare con l'Epida sono gratuite se sono identità ad uso personale, quelle che probabilmente molti di voi e tutti voi avete in questo momento. Però l'Epida prevede anche il rilascio di identità ad uso professionale e quelle hanno un listino. Rispetto ai livelli di servizio che vi stavo raccontando prima, le identità SPID dell'Epida sono solo di livello 1 e di livello 2. A chi possiamo rilasciare questa identità SPID oggi? A tutti i cittadini maggiorenni che sono in possesso di documenti di identità necessari rilasciati dalle autorità italiane e di recente anche dalla Repubblica di San Marino. A brevissimo, entro l'anno possibilmente, sarà invece possibile rilasciare anche identità a cittadini minorenni, secondo le ultime linee guida rilasciate da Agid, ovvero cittadini in unità compresa tra i 5 anni e fino al compimento dei 18. Il nostro sito di riferimento del servizio è id.lepida.it, dove è possibile appunto vedere tutte le informazioni relative al servizio, il tipo di identità rilasciate e soprattutto quelle che sono le modalità di riconoscimento, perché è appunto l'elemento fondamentale per il rilascio di identità digitale è il riconoscimento della persona che li sta seguendo. Allora ad oggi l'Epida prevede 6 modalità di riconoscimento diverse per il cittadino che richiede SPID. Quello che interessa a noi oggi su questo tavolo, appunto nell'ottica di abilitare sportelli per il rilascio di credenziali SPID l'EPID-ID, è il riconoscimento di persona, cioè de visu, ovvero quando lo sportello ha un operatore abilitato al rilascio, si presenterà fisicamente davanti all'operatore e gli mostrerà i propri documenti e l'operatore dovrà riconoscerlo prima di completare la procedura e rilasciare le credenziali SPID. Così per darvi qualche numero, comunque cose che trovate sempre sul sito, ad oggi ci sono oltre 1.400.000 identità SPID rilasciate e sul territorio nazionale abbiamo oltre 2.600 sportelli. Ovviamente la maggior parte sono concentrate nella regione Emilia-Romagna, perché tutta l'attività nasce da lì, ma stiamo cercando appunto di mettere a disposizione il servizio a livello nazionale, essendo appunto il servizio di respiro nazionale.
Oggi chi è che può fare uno sportello per l'Epida ID? Prima di tutto i soci di Lepida, come società in house, sono i nostri soci tutti i comuni, le province, le università, le aziende sanitarie, eccetera, della regione Emilia-Romagna. E poi però ci sono, proprio per estendere questo servizio al di fuori della regione Emilia-Romagna, abbiamo creato la possibilità di fare fare questa attività anche ad altri soggetti che siano di natura pubblica o di natura privata, tramite però opportuni accordi. Ovviamente il rilascio delle credenziali SPID è un'attività di grande attenzione, di massima attenzione e molto delicata, perché è un po', qualcuno dice, è un po' come dare la carta d'identità ad una persona, no? E quindi tutta l'attività e la procedura andrà gestita con massima attenzione e quindi rispetto agli accordi e alle responsabilità. Come potete immaginare c'è una massima attenzione per il trattamento dei dati personali, dobbiamo seguire le indicazioni, le normative che ha ovviamente emanato AGD su tutte le attività dello SPID, del mondo SPID, e una serie di misure tecniche e di organizzative che ci permettono di mantenere questa attività e di gestirla sotto le regole che vengono date. Questi sportelli, come dicevamo, possono essere presenti in tutta Italia. Gli operatori che sono in questi sportelli saranno formati dall'Epida. Ovviamente ci sarà una fase in cui l'Epida spiega a tutti gli operatori quali sono le attività che devono essere fatte, gli strumenti che devono essere utilizzati, e quindi vengono definite le procedure e tutto il materiale formativo e informativo relativo al mondo SPID viene ovviamente condiviso con tutti gli operatori. Non ultimo, nel caso di qualche aggiornamento, no, che avviene strada facendo, tutti gli operatori ne dovranno essere informati, aggiornati ed eventualmente formati. Facevo prima l'esempio di SPID minori, appena sarà disponibile anche da parte di Lepida il rilascio da SPID dello SPID per utenti minorenni, ovviamente ci sarà la possibilità che qualche minorenne si presenti ad uno sportello per il riconoscimento e ovviamente l'operatore dovrà essere formato anche su questo tipo di attività che ad oggi per esempio non è prevista. Il modello lo sintetizzo velocemente, poi dopo ovviamente Stefano vi andrà a dare tutti i dettagli. Il modello che viene costruito sulla base degli accordi a cui facevamo riferimento prima si basa su una convenzione tra l'Epida e la Regione Veneto e in un modello di ente capofila ed ente aderenti. Quindi la Regione ha siglato l'accordo con l'Epida in qualità di ente capofila e si fa appunto da tramite o fa da ombrello, diciamo così, rispetto a tutti gli enti del territorio della Regione Veneto che sono interessati ad aderire a questo modello, a questo servizio e che quindi possono aderire alla convenzione come ente aderente. Quindi quanto è stabilito nella convenzione, che poi sono banalmente le procedure e le attività che si faranno negli sportelli per il rilascio delle credenziali SPID e le PDD, viene come dice, adottato da ciascun ente aderente. C'è la necessità ovviamente di avere un referente di riferimento, no? Che si occupi di una serie di scambio di informazioni, che coordini un pochino le attività e poi ciascun ente aderente identificherà all'interno del proprio territorio quali sono gli sportelli che vuole abilitare, quali sono le persone che possono appunto diventare operatori per il rilascio di credenziali SPID e l'EPID e lo comunicherà all'Epida tramite i vari referenti. In più, visto che come dicevo prima, noi la consideriamo, soprattutto quando abbiamo a che fare con delle altre pubbliche amministrazioni, la consideriamo come un'opportunità che la pubblica amministrazione a livello regionale piuttosto che a livello locale sta offrendo ai propri cittadini, suggeriamo anche agli enti di pubblicizzare l'iniziativa, per esempio sui propri siti, su canali istituzionali, perché così ne danno informazione ai cittadini e possono dire, caro cittadino, guarda che ti metto a disposizione anche questa agevolazione che magari prima non c'era. Quindi cosa deve fare un operatore LPDD? O prima ancora, quali sono i requisiti per cui una persona diventa operatore LPDD?
La prima cosa, ovviamente, è che dovrà partecipare alla formazione che vi raccontavo prima, dove delle persone di Lepida spiegheranno tutta la procedura, faranno vedere i sistemi da utilizzare e quindi ci sarà la possibilità di interagire per chiarire. La procedura è veramente molto semplice. La formazione prevede anche un esame finale perché la vigilanza di Agid ci chiede comunque di verificare l'acquisizione delle competenze da parte delle persone che faranno l'operatore di sportello. Ogni persona sottoscrive una dichiarazione di impegno, che è una paginetta con 2 righe che dice: mi impegno a seguire le procedure che mi sono state indicate per fare questa attività. Terza cosa, ogni operatore dovrà dotarsi di un'identità SPID LEPID ID ad uso personale. Quindi magari qualcuno ce l'ha già in questo momento, qualcun altro potrebbe avere SPID con altri operatori. Per ricoprire il ruolo di operatore che rilascia identità SPID LEPID ID è necessario avere un'identità SPID di Lepida, perché quell'operatore, quella persona sarà poi abilitata ad accedere al back office del nostro sistema Lepid ID, perché appunto dovrà completare le attività a valle del riconoscimento. Giusto per fare riferimento a quanto stavo dicendo prima, Lepida mette a disposizione 6 modalità di riconoscimento. Quindi quando un operatore che non ha oggi un'identità SPID Lepid ID, cioè una persona che vuole diventare operatore in questo modello che vi stiamo raccontando, dovrà fare richiesta sul sito e potrà scegliere tra 6 modalità di riconoscimento. Quindi non è obbligatorio che prenda e si presenti ad uno sportello ad oggi abilitato. Non so se avete notato che in Veneto già c'è qualcosa, perché abbiamo un accordo con una società che si chiama Pasubio Technologies, perché abbiamo accordi con dei CAF che hanno appunto sportelli in tutti i territori. Comunque non è obbligatorio presentarsi ad uno sportello, ma ci sono delle modalità di riconoscimento che permettono anche appunto di farlo semplicemente online, banalmente con la carta d'identità elettronica, con la CNS, piuttosto che con una firma digitale, oppure facendo un video selfie e un bonifico simbolico anche solo di 1 centesimo che ci permette di associare l'identità dell'utente che sta facendo questa richiesta, oppure addirittura con un riconoscimento via webcam, quello un po' più invasivo perché è l'unica modalità che prevede un vero costo nell'attività di riconoscimento. Comunque questi sono i 3 elementi con cui una volta raggiunti da una singola persona ci permetteranno di abilitarlo al ruolo di operatore. Che cosa deve fare l'operatore una volta che è in questo ruolo? Praticamente l'operatore si troverà al suo sportello, potrebbe essere l'URP, potrebbe essere un qualsiasi altro sportello che i vostri enti hanno, dove arrivano dei cittadini, dove possono essere appunto messi a disposizione per l'accesso di cittadini. Gli sportelli abilitati verranno messi nell'elenco che è disponibile sul nostro sito e un cittadino vedrà che quello sportello è attivo, cioè che in quella sede, via Roma numero 1 del comune tal dei tali, potranno andare a fare la procedura di riconoscimento. Allora, le funzioni che sono oggi disponibili proprio nel servizio di Lepid ID e che quindi possono fare gli operatori sono 2 diverse. Allora, nel primo caso è quello in cui il cittadino si registra sul nostro sito, semplicemente va sul sito e compila tutti i dati per fare la richiesta di un'identità SPID all'Epida, quindi metterà il nome, il cognome, username e password, data di nascita, domicilio, piuttosto che allegare la scansione del proprio documento, se è un documento di identità in corso di validità, o piuttosto che una patente in corso di validità, piuttosto che un passaporto, e poi deve caricare anche la scansione della tessera sanitaria del codice fiscale. Una volta completata questa registrazione, come dicevo, può scegliere una delle 6 modalità di riconoscimento, sceglie di presentarsi a uno dei vostri sportelli e poi un giorno arriva lì e dice: buongiorno, io sono Annalisa, ho fatto la registrazione online, sono venuta qui per il riconoscimento. Quindi cosa deve fare l'operatore che è lì presente? L'operatore incontra questa persona, si fa mostrare i documenti, fa le verifiche che i documenti corrispondano alla persona che è davanti a lui, che sono i documenti e i dati che ha caricato in fase di registrazione, deve fare alcune verifiche su siti che sono indicati della Crimnet e dell'Agenzia delle Entrate, semplicemente per vedere che il documento non sia rubato, eccetera, e poi
abilita e rilascia le credenziali SPID. La seconda modalità invece è quella che è tipicamente messa a disposizione delle persone che sono un po' più in difficoltà. Ad oggi ci sono, mi sembra, 32-33 milioni di identità SPID rilasciate, ma sappiamo benissimo che le persone anziane o un po' meno digitali sono in difficoltà a richiedere SPID, oltre che magari ad usarlo dopo. E cosa fanno? Magari a casa non hanno un computer in cui poter procedere a questa registrazione online, non sanno caricare una scansione di un documento, tipicamente una persona anziana. E cosa fanno? Possono venire allo sportello e chiedere appunto di un'assistenza per fare la registrazione e la richiesta di SPID. Quindi, differentemente dalla situazione che vi ho raccontato prima, in questo caso l'operatore dovrà supportare il cittadino e quindi la compilazione online dei dati che raccontavo prima non lo mette il cittadino, ma lo aiuta, lo fa l'operatore. La scansione dei documenti, il cittadino si presenta con in mano i documenti, sarà l'operatore che li scansiona, li carica al nostro sistema e poi fa i controlli che dicevamo prima e fino ad abilitare l'identità. Quindi le operazioni sono veramente poche, insomma non è un'attività onerosa, è solo una questione di come dire, accogliere il cittadino che arriva, andare a verificare, evidentemente proprio la cosa fondamentale, quella del riconoscimento, e che i dati inseriti siano corretti perché, come vi dicevo all'inizio, i dati che sono registrati dietro a un'identità digitale SPID sono poi i dati che vengono passati nell'accesso ai servizi sulla base di quello che chiede il service provider e quindi è importante che siano corretti. Ovviamente non sto neanche a ribadire sul fatto che appunto i documenti devono essere validi e integri e non devono essere stati rubati, eccetera, quindi le verifiche che dicevo prima sui 2 siti sono assolutamente fondamentali per completare il processo, però parliamo veramente di attività di durata, di piccolo impatto. Poi ovviamente il cittadino potrebbe chiedervi, ma io adesso che ho un SPID che cosa ci posso fare? Semplicemente dovrà accedere ai servizi che vuole. Tipicamente il servizio tipico è quello del fascicolo sanitario, piuttosto che INPS o INAIL e Agenzia delle Entrate. Quindi qui abbiamo trovato gli esempi principali li abbiamo anche indicato. Però immagino che tutti voi, no, già utilizzate SPID e quindi semplicemente cosa succede? Che quando accedi a un servizio ti trovi un bel bottone blu con scritto entra con SPID, cliccando sul bottone si apre una tendina che ti mostra quali sono i provider con cui accedere e basterà dire al cittadino che deve selezionare l'EPIDA. Quindi seleziona l'EPIDA, poi qui ci sono le varie modalità di accesso, non so se adesso vogliamo scendere in questo dettaglio, e alla fine appunto accederà al servizio di interesse. Una cosa ancora importante per quanto riguarda gli sportelli e gli operatori di sportello che rilasciano SPID e l'EPID, quali sono i punti di assistenza? Quindi il cittadino potrebbe avere necessità di un'assistenza, ovviamente tutte queste informazioni sono già sul nostro sito, però gli si può già indicare che se avesse bisogno può chiamare il numero verde oppure può compilare un form online. E anche qui di nuovo la persona anziana non andrà a compilare il form online, magari una telefonata la fa. Però è importante farvi sapere che esiste anche un'assistenza per gli operatori di sportello, perché una preoccupazione potrebbe essere: oggi ho fatto la formazione, domani comincio l'attività, dopodomani continuo, il giorno dopo di nuovo, poi però magari ti può capitare un cittadino che ha una situazione per cui ti viene un dubbio su come agire, e allora c'è un'assistenza che l'EPIDA fornisce anche agli operatori di sportello. In più abbiamo messo un focus su quella che è l'app, l'EPID-ID. Prima dicevo, non so se scendere sul dettaglio dell'autenticazione, però quando dicevamo che per accedere ad un servizio può essere sufficiente username e password per il livello di sicurezza 1, piuttosto che ti serve un terzo elemento, cioè l'OTP, noi abbiamo come servizio l'EPID-ID un'app che ti permette o di generare l'OTP oppure di accedere velocemente con una semplice lettura del QR code, oppure di ricevere una notifica push sul tuo smartphone per appunto che velocizza l'accesso di secondo livello.
Tutte queste cose vi vengono spiegate comunque perché così nel caso sapete anche voi come funzionano. Avrete un'identità SPID LPDD e quindi la userete quotidianamente. Insomma, l'app è veramente molto semplice e serve proprio per agevolare questo accesso e per ridurre invece l'ultima possibilità che adesso qui non si vede, però viene fuori molto piccola quando procedi al passo successivo che dice se vuoi ricevi un SMS. Quindi stiamo incentivando molto l'utilizzo delle app anche perché ormai gli smartphone sono molto diffusi e soprattutto per ridurre i costi che erano saliti molto con il discorso degli SMS. Un focus ovviamente è dedicato alla sicurezza e alla tutela dei dati personali, a cui avevo già accennato prima. Allora, nel momento in cui l'operatore si impegna a seguire le procedure, ovviamente l'operatore sarà cosciente anche del fatto dell'attenzione ai dati personali. L'organizzazione, cioè l'ente che sta mettendo a disposizione questo sportelli, dovrà garantire un accesso sicuro alla rete, la sicurezza dei dispositivi, quindi dei PC utilizzati, e l'adeguata protezione delle postazioni. Sono cose che tipicamente in un ente pubblico già esistono, già fate corsi di formazione, già sapete che quando vi allontanate non dovete lasciare il PC incustodito aperto, cioè ci sono tutta una serie di non dovete lasciare la password in chiaro, dovete deloggarvi dal sistema che state utilizzando, sono cose, come dire, che al giorno d'oggi in un ambito pubblica amministrazione sono già mangiate e digerite, come si dice. Quindi l'operatore di sportello verrà ricordato che dovrà usare in maniera consapevole e sicura i propri dispositivi. C'è l'informativa inerente ai rischi derivanti dal possesso di identità digitali, che è la stessa documento che vede e firma chiunque accetta in fase di registrazione alla richiesta SPID. Importante anche questo, e lo ribadiamo qui, però ma spero che sia già una cosa scontata, le credenziali SPID sono personali, non possono essere cedute, quindi quando un operatore di sportello ha delle credenziali SPID, l'EPDD, addirittura abilitato il ruolo di sportello, non può e non deve cedere le proprie credenziali al compagno di scrivania per fare qualche attività. Questo è fondamentale, lo ridiciamo, perché c'è una massima attenzione su queste cose e abbiamo avuto appunto molti controlli da parte della vigilanza di Agide, stanno molto attenti a quello che stanno facendo gli operatori. Dicevo, lo do per scontato, ma lo ribadiamo perché repetita iuvant. Ovviamente, se ci si accorge che ci potrebbe essere stato un rischio di compromissione della propria identità, di qualcuno che ha utilizzato le proprie credenziali, eccetera, la prima cosa da fare è informare l'Epida, perché dobbiamo assolutamente evitare che possano esserci degli utilizzi non opportuni delle vostre credenziali e delle attività di cui venite incaricati. Quindi qui sono altri dettagli, prendere visione dell'informativa del trattamento dei dati, stare attento alla riservatezza dei dati che state trattando. Voi comunque trattate i dati personali della persona che viene di fronte a voi, che vi fa vedere i suoi documenti, nome e cognome, data di nascita, eccetera. Poi, nell'esempio della modalità assistita che vi facevo, quando arriva il cittadino e vi chiede di assisterlo nella registrazione della richiesta, vi dà i suoi documenti, l'operatore fa la scansione dei documenti, dal proprio PC deve fare un caricamento sul nostro sistema, per esempio, subito dopo deve andare a cancellare la scansione di questi documenti. Quello che dicevo prima era per esempio effettuare sempre il logout dal back office delle PDD al termine dell'attività. E quindi sì, un altro consiglio che viene dato è nel momento in cui fate la modalità assistita, ci sarà una fase in cui il cittadino deve inserire la propria password. Lo scenario ovviamente ottimale sarebbe avere 2 tastiere di modo che l'operatore non vede la password inserita dal cittadino. Se no l'operatore si girerà dall'altra parte e cercherà di fare massima attenzione perché il cittadino non abbia, no, la sensazione che qualcuno stia guardando la sua password. Insomma, sono tutte cose che vi verranno raccontate anche in fase di formazione, però sono cose che alla fine diventano, cioè sono abbastanza scontate e banali e quindi confidiamo che non sia niente di complicato o di tanto diverso dall'attività quotidiana che già fate.
Quindi questo più o meno è il quadro che volevamo provare ad anticiparvi, a raccontarvi. Come dicevo, le persone che verranno scelte, identificate come operatori, poi faranno la formazione e avranno modo poi di vedere anche i sistemi e di fare tutti gli approfondimenti o chiarire i dubbi del caso. Io, se volete, mi fermerei anche qui e poi però ovviamente siamo disponibili per tutte le domande e le curiosità che avete. D'accordo, grazie Annalisa. Ecco, senz'altro ci saranno appunto delle domande che già hanno iniziato le persone che appunto stanno partecipando a questo webinar ad inserire all'interno della chat. Proseguirei quindi con presentare agli enti del territorio quelle che sono le modalità per aderire a questa convenzione. Allora, abbiamo preparato come Regione un piccolo processo, un processo che descrive sostanzialmente appunto le modalità di adesione al servizio. Allora, provo ad aiutarmi anch'io con delle slide. Vediamo se ce la faccio. Eccolo qua, lo schermo, condividi. Se qualcuno cortesemente mi dà un feedback. Sì, si vede benissimo. Ottimo, grazie. Ecco, allora, di che cosa si tratta sostanzialmente? Questo processo prevede sostanzialmente, diciamo, 4 momenti importanti. Un primo momento che caratterizza l'adesione, chiamiamolo formale, vera e propria, poi c'è un contesto di comunicazioni che l'abbiamo separato dal contesto di adesione e che nella fase iniziale della prima sottoscrizione sostanzialmente può essere anche visto quasi come un tutt'uno. Dopodiché ci sarà la formazione appunto che ha già così prospettato Annalisa fino al momento dell'attivazione. Ecco, provo a dettagliare un po' meglio queste 4 fasi principali. Allora, per quanto concerne la fase 1 di adesione, che cosa si prevede? Ma come diceva prima Annalisa, il ruolo di regione in questo contesto è l'equivalente di un ruolo di aggregatore. Quindi l'ente vede per tutti gli aspetti di tipo amministrativo formale regione e noi appunto dialoghiamo con la società Lepida, scusate, ai fini appunto del rilascio poi di credenziali Lepida ID. Il contatto diretto con l'Epida si ha solo poi a livello tecnico, come è stato precisato prima, qualora appunto ci sia la necessità, dopo averlo accordato con noi, di erogare il momento formativo e soprattutto poi in caso di supporto di tipo tecnico. Per tutto il resto c'è Regione. Questo proprio rientra negli accordi sottoscritti che vi invitiamo poi a leggere. Allora, che cosa fare appunto per aderire? Allora, su MyExtranet regionale, quindi myextranet.regione.veneto.it, sono presenti tutti i modelli necessari per l'adesione, che poi andrò così a farvi vedere velocemente proprio in una rapida presentazione. Tra questi c'è il modello di adesione agli sportelli e il modello di nomina del referente per gli sportelli Lepida ID. Con il primo sostanzialmente ci sarà una sottoscrizione formale da parte dell'ente che con un proprio atto andrà ad aderire a questa convenzione e questo atto verrà in qualche maniera riportato appunto in questo modello e che poi ci verrà comunicato con in un contesto formale mediante una PEC e ci sono tutti i riferimenti appunto in questo contesto che vi sto descrivendo. Quindi l'ente trasferisce sostanzialmente i modelli su carta intestata, li compila, fa quello che deve fare dal punto di vista formale e quindi ci restituisce alla nostra PEC, ma per conoscenza anche a questa mail cluster.myd@regione.veneto.it, quelli che sono appunto i documenti firmati. In questo contesto appunto modello di adesione agli sportelli e modello di nomina del referente per sportelli Lepida ID. Dopodiché appunto, come diceva prima Annalisa, c'è la parte che riguarda l'individuazione dei soggetti
quindi dei vostri operatori, che saranno diciamo, le persone che poi fisicamente si occuperanno appunto di erogare questo servizio sul territorio. Anche in questo caso c'è un modello che noi chiediamo appunto di compilare. Non serve in questo contesto che sia sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dalla figura appunto che riveste il ruolo di referente all'Epida ID. Quello che è importante è che sia sottoscritto dalla persona che assumerà quel ruolo e che ci venga poi comunicato affinché a nostra volta poi possiamo inviare l'elenco appunto degli operatori di sportello per quello specifico ente ai colleghi di Rapid ID. La formazione, ecco, noi raccoglieremo ovviamente tutte queste richieste con una certa periodicità. Ci si aspetta soprattutto che nella fase di avvio ci siano insomma un buon numero di richieste che ci verranno rivolte. Cercheremo poi di accorpare appunto le richieste di formazione, perché sappiamo che già così viene fatto secondo un modello già collaudato dai colleghi di Lepida in altri territori. E quindi verrà fatta la formazione. Ecco, quello che noi vi chiediamo veramente è di presentarci queste richieste auspicabilmente nel momento in cui voi siete già organizzati, voi siete già pronti per poter poi ricevere la formazione e nell'arco di veramente pochi giorni attivare quegli sportelli. Tant'è che è fatta la formazione, è erogata la formazione, l'ente è pronto per partire. Ovviamente abbiamo detto, come diceva prima appunto Annalisa, l'ente deve essere dotato di credenziali SPID, Lepida, eccetera. Sono tutti prerequisiti che non sono ripetuti qui perché sono contenuti e sono già stati presentati ampiamente. E la fase finale è appunto una comunicazione di avvenuta attivazione dello sportello, in maniera tale che noi ne prendiamo atto e censiamo quello sportello e autorizzate appunto anche Regione a tenere traccia di quelle che sono le distribuzioni degli sportelli sul territorio, in modo tale da avere, oltre che da un punto di vista formale, anche dal punto di vista, diciamo così, di un eventuale di tipo informativo, nel caso in cui appunto un altro comune, un altro ente, ma anche un cittadino si dovesse rivolgere alla regione, possano essere date delle informazioni che a nostro avviso sono informazioni in qualche modo di pubblico dominio. Ecco, dal punto di vista di quello che è appunto il processo che vi ho appena... Il processo termina qua, quindi è una cosa direi molto semplice, sono pochi passi da compiere. Quello che... Dove potete trovare questo processo e tutta la documentazione collegata? Abbiamo detto su MyExtranet. Mi sposto su MyExtranet regionale, vediamo un po' se riesco, che ho un oggetto che mi sta disturbando, eccolo qua, non riuscivo a vedere la barra di scorrimento. Per il momento è ancora la MyExtranet attualmente presente, insomma, sui sistemi regionali, che a breve verrà sostituita con una versione più aggiornata. Quindi in questo momento abbiamo collocato sostanzialmente tutta la documentazione in home page nel punto in cui è stata presentata l'opportunità odierna, nel punto in cui è possibile poi, cliccando per scaricare il materiale, clicca qui, accedere ad una folder che presenta sostanzialmente tutta la documentazione necessaria, ma direi anche di più, tutta la documentazione che permette all'ente di prendere atto di quello che è stato siglato tra Regione e Lepida. Quindi abbiamo riportato la delibera della Giunta regionale con i relativi allegati che poi sostanzialmente autorizza la nostra direzione a sottoscrivere la convenzione con copia della convenzione. Dopodiché abbiamo riportato i modelli che vi ho appena elencato, quindi il modello di adesione agli sportelli Lepida ID, il modello di dichiarazione dei soggetti deputati a ricoprire il ruolo appunto di operatori di sportello, scusate, questo il primo è a ricoprire il ruolo di referente Lepida ID per quell'ente,
e sotto la nomina, diciamo, a quelli che sono appunto gli operatori di sportello. Forse li ho invertiti perché nella mia mente li avevo invertiti, ma comunque ci siamo capiti lo stesso, credo, no? Ecco, nella parte in fondo c'è il processo di adesione che vi ho al servizio, che vi ho appena illustrato, e abbiamo riportato qui a titolo esemplificativo quello che è l'attuale manuale operativo per gli sportelli Lepida ID, appunto per quanto concerne quello che ha presentato Annalisa, ma su questo poi ovviamente per il momento l'abbiamo messo qui perché abbiate un colpo d'occhio diciamo a 360 gradi su tutto quello che serve. Per questa parte poi tutto il contesto evolutivo del documento stesso, perché abbiamo sentito prima è un contesto in rapidissima evoluzione, quindi la digitalizzazione nella PA passa attraverso tante azioni, tanti contesti, e senz'altro quello che riguarda appunto l'identità digitale è un contesto in rapidissima evoluzione. Ecco, io mi fermerei qui perché credo di avervi detto tutto. La mail di riferimento regionale è cluster.myid@regione.veneto.it e noi siamo pronti appunto a darvi supporto per poter far partire questi sportelli. Basta, mi fermerei qui e se c'è qualche cosa poi appunto siamo qui per approfondirlo. Ecco, allora vediamo se riesco a ritornare indietro sulla parte di... Eccolo qua. Vedo che ci sono tante domande in chat, quindi diciamo che abbiamo tante domande a cui rispondere. Ottimo. Allora, proviamo Vado a partire da lì. Grazie, Annalisa. Allora, intanto il buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Provo ad andare in ordine. Sì. Dal consorzio BIM Piave di Treviso, gestore del portale telematico Unipass, utilizzato anche dai cittadini di molti comuni della provincia di Trento. Questo immagino che sia solo un buongiorno, giusto? Vado avanti. Buongiorno Città Metropolitana di Venezia. Nelle slide leggiamo i comuni del territorio possono aderire come enti aderenti. Solo i comuni possono aderire? La logica che c'è di solito dietro questi accordi è che la regione si fa ente capofila per tutti gli enti pubblici del territorio, quindi sarà poi dopo, oltre ai comuni, potrebbero esserci altri soggetti pubblici che vogliono aderire a questo progetto e di nuovo saranno enti aderenti così come i comuni. Forse i comuni è il caso un po' più diffuso, no? In questo momento, e adesso si vede che nelle slide è sfuggita la parola comuni, però tipicamente ci sono anche altri soggetti che non sono i comuni, sempre di natura pubblica sotto il cappello della Regione Veneto. Vado avanti, non so se Stefano vuoi dire qualcosa. No, ma hai già detto tutto. Se vuoi ti aiuto nella lettura. L'amministrazione è recentemente diventata RAO pubblico, questo è un altro ente. Potrebbe quindi utilizzare questo meccanismo per la procedura di riconoscimento finalizzata all'ottenimento dell'identità SPID, Lepida ID per i propri operatori? Allora, questa amministrazione se è RAO pubblico verso qualche altro operatore, operatore scusate, intendo gestore di credenziali SPID. Quindi sicuramente può continuare a fare quello che sta facendo ad oggi nel modello, nello scenario che stava seguendo. In parallelo, per me nulla osta che faccia anche l'operatore che rilascia credenziali SPID, le PID, con il modello che è diverso da quello del RAO pubblico che stavamo descrivendo adesso. E quindi dice l'entità SPID, le PDD per i propri operatori, qui sembra però qui sembra che stia chiedendo se come RAO pubblico può rilasciare SPID e le PDD ai propri operatori. No, perché non è fattibile rilasciare SPID e le PDD a RAO pubblico. Quindi in quel caso no. Per avere SPID e PDD deve seguire la registrazione sul nostro sito e scegliere una delle 6 modalità di riconoscimento. Ok. Poi abbiamo Marco Montagna di una società pubblica AS2 che fornisce servizi strumentali ai comuni. Possiamo essere noi il soggetto che rilascia lo SPID per conto dei nostri soci, come ha fatto un'altra realtà del Veneto? Sì. Asubio Tecnologia ha un accordo diretto con l'Epida, come ce l'abbiamo con la Regione Veneto. Non conosco questa realtà, magari se siete interessati ci possiamo guardare e vedere qual è la soluzione migliore, se farla rientrare
all'interno della convenzione commenta aderente piuttosto che no. Io su questo farei un focus insieme alla Regione Veneto e capiamo la realtà di cui stiamo parlando e come la gestiamo. Ecco. In qualche modo va formalizzato con un accordo diretto oppure all'interno di questa convenzione. Però io non conosco la realtà, quindi mi riserverei di fare un approfondimento. D'accordo. Ecco, poi c'è un'osservazione, faccio presente che gli anziani di solito hanno un telefono molto basilare, quindi Giustissimo. cosa bisogna fare? Allora, quando prima accennavo un pochino alle modalità di accesso ai servizi, vi ho detto stiamo spingendo sull'app LPDD, però in ultima battuta mettiamo anche la disponibilità di utilizzare gli SMS. Tipicamente la persona anziana utilizza gli SMS. Il servizio LPDD ad oggi prevede per ogni utenza SPID un numero limitato di SMS, ad eccezione di una certa fascia d'età. Vado a memoria dai 75 in su, perdonatemi se mi sto sbagliando, lo recuperiamo l'informazione, però quindi l'idea è che tipicamente ci sono a 4 SMS quadrimestre, che quindi sono già un numero che uno può usare in maniera gratuita. Non c'è la possibilità di acquistare altri SMS, sopra una certa età ha un numero di SMS illimitati e in quel caso appunto quando usi l'SMS non ti serve lo smartphone. Vediamo questa persona che età ha e cercheremo di capire quindi di indirizzarlo meno. Se si presenta allo sportello e dice io non ho uno smartphone, se non si accontenta diciamo dei 4 SMS a quadrimestre, considerando il caso magari che sia sotto alla fascia d'età dove gli SMS sono gratuiti, più di tanto non possiamo fare. Aggiungo una cosa che non ho detto prima e magari l'ho data per scontata, ma magari non tutti lo sanno. Ad oggi in Italia ci sono 10 provider di credenziali SPID e ciascuno di noi può avere un'identità SPID con ciascun provider. Quindi può avere l'EPID, può avere poste, quindi ciascun utente, addirittura ciascuno di noi potrebbe avere anche più identità. Nello scenario che vi citavo prima dell'identità d'uso professionale, io potrei avere con l'EPID la mia identità personale e quella d'uso professionale, più avere un'identità con tutti gli altri provider. Quindi so che ci sono degli scenari che limitano un pochino sugli anziani ad oggi, a meno che non siano appunto degli over che quindi hanno SMS limitati, se si accontentano di 4 va bene anche se sono un po' più giovani, però questa è diciamo la situazione ad oggi, vediamo come evolverà il futuro. Ok, in ogni caso la persona come diciamo set minimo per potersi presentare allo sportello deve avere almeno un telefono di qualche tipo. Esatto, deve avere un telefono perché con un numero di cellulare a lui associato, perché non può usare quello del padre o della madre, scusi, del figlio, del nipote, sempre che siano già registrati anche sull'Epida, però un indirizzo mail e un telefono cellulare. Tipicamente per gli anziani la vera difficoltà è l'indirizzo mail, perché magari te la crea il figlio, ma sicuramente l'anziano non andrà a vedere il suo account di mail. Esatto. Però il cellulare non è indispensabile che abbia uno smartphone. Per usare l'app sì, ma si può fare anche con gli SMS. Grazie. Per le persone con invalidità possono avere lo SPID tramite amministratori di sostegno? Allora, ad oggi no. Oggi questo non è possibile, quindi lo SPID è personale. Domani sarà disponibile il sistema gestione deleghe, per cui la persona con invalidità delegherà un proprio tutore piuttosto che un parente, eccetera, e tutte le attività riguardo a quelle persone le potrà gestire il delegato. Quindi oggi però lo scenario di amministratore di sostegno che usa lo SPID e l'altro no. C'è una domanda alla quale abbiamo già risposto, quella che dice che appunto le credenziali SPID Lepida non escludono, scusate, quindi si possono avere per la stessa persona più credenziali SPID fatte con operatori differenti. Esatto. Bene, poi in caso di modalità assistita, ecco qui ci viene chiesto un chiarimento. In caso di registrazione di modalità assistita, l'operatore si sostituisce al cittadino nelle operazioni? No, c'è proprio un accesso da back office che è dedicato all'operatore. Allora, nel caso in cui il cittadino si registra, accede, come vedete sul nostro sito id.lepida.it e fa la registrazione. Nel caso in cui lo faccia l'operatore, a sistema viene registrato che è l'operatore che sta compilando quei dati per il cittadino, che sta facendo
il caricamento della scansione dei documenti, e quindi c'è una differenza su questo. Infatti sul back office proprio sono 2 percorsi differenti e vengono spiegati durante la formazione. Poi dietro le informazioni date sono quasi identiche, però è distinto. C'è quindi una domanda che riguarda invece il bacino di potenziali cittadini che possono chiedere SPID su uno sportello. Ci si chiede se a quello sportello possono accedere esclusivamente cittadini di quell'ente piuttosto che tutti i cittadini. No, assolutamente. Tutti i cittadini italiani o stranieri però in possesso di documentità italiani in corso di validità. Può essere anche uno che abita a Canicattì, ma che quel giorno passava di lì, aveva bisogno dello SPID, si presenta e si fa riconoscere. Quindi non c'è nessun tipo di limitazione. Più sportelli ci sono, più è a favore del territorio di chiunque abita lì o passa di lì. Ok. Qui ci viene chiesto un chiarimento per quanto riguarda invece il trattamento dei dati, quindi chi è responsabile e chi è... L'EPIDA è titolare dei dati e l'ente è responsabile dei dati. Grazie. Abbiamo quindi un'altra domanda che riguarda l'individuazione degli operatori. Io direi che qui una parte della domanda è già proprio inserita all'interno della documentazione, quindi ci viene chiesto: possono essere individuati anche volontari o dipendenti di enti che gestiscono ad esempio le palestre digitali? Allora, tipicamente volontari no, e semplicemente questo vi spiego perché. Perché comunque se sono stata brava anche in poco tempo a darvi la sensazione del modello, ci deve essere comunque una consapevolezza, una presa di responsabilità e una catena di responsabilità. Quindi l'accordo lo firma l'ente. L'ente decide, sceglie in accordo con i propri dipendenti chi fa questa cosa, però c'è una responsabilità tra ente e dipendente, insomma. Se il volontario è la persona che passa di lì e che non si sente responsabile verso nessuno, poi può essere la persona migliore del mondo e sicuramente farà meglio di un altro. Però vi ricordo che se la persona poi, l'operatore, dovesse succedere qualcosa, insomma, di non fatto bene, diciamolo semplicemente così, la responsabilità ricade sull'ente, quindi noi lo sconsigliamo e eviterei di utilizzare dei volontari. Se ci fosse invece una qualche tipo di rapporto contrattualizzato tra l'ente e un altro soggetto, questo permetterebbe di mantenere una catena delle responsabilità. Per quello che consigliamo noi, anche sulla base delle esperienze, dare in primis questo ruolo ai propri dipendenti. Se ci fossero delle esigenze particolari, che il quadro delle responsabilità sia ben definito, perché comunque è tutto tracciato e, come dicevo prima, c'è sotto una lente ingrandimento a livello nazionale, perché oggi con SPID un cittadino può fare tante cose. Se l'identità viene rubata o se l'identità viene data impropriamente a una persona che non è quella, che si chiama Annalisa Minghetti, anche se si presenta e dice sono Annalisa Minghetti o ci possono essere migliaia di scenari, insomma oggi succedono cose per cui c'è veramente una massima attenzione su questo, quindi le persone che saranno il ruolo di operatori devono essere sia appunto ben formate e consapevoli di quello che stanno facendo, ma l'ente insomma ha una responsabilità, per cui consigliamo questa catena di responsabilità che sia sempre ben definita. Proseguo, c'è una domanda che riguarda la gratuità. Sì, la gratuità qui fa parte della catena, nel senso che l'ente che aderisce mette a disposizione il proprio personale, i propri mezzi, la regione fa lo stesso e dall'altra parte appunto l'EPIDA eroga appunto questa identità digitale per il cittadino in forma gratuita. Sì, credo che la domanda venga perché ci sono alcuni provider che chiedono soldi, no, agli operatori che fanno questa cosa. Il modello di Lepida, come dicevo, è diverso da altri. Siamo improntati, no, verso la pubblica amministrazione, servizi a disposizione del cittadino e quindi è gratuito. È ovvio che lato mio costa delle risorse, lato vostro costa delle risorse, ma non è che per ogni riconoscimento io vi dico datemi X soldi, così come diciamo per i cittadini che arrivano agli sportelli il riconoscimento è gratuito, mentre altri provider potete vedere in giro che per presentarti e farti riconoscere vogliono 12-15 euro, che può non essere banale per un servizio che invece deve essere disponibile di tutti perché diventa fondamentale per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ecco, la formazione viene erogata in presenza o da remoto?
Anche questo lo potevo Quindi, dire prima, quindi io beh, sto pensando nella mia testa, grazie di tutte queste domande, perché le avrei potute anche dire prima, però sì, viene erogata da remoto, viene organizzata per gruppi di persone, ci sono lato l'EPID appunto delle persone che vi raccontano e vi spiegano le cose, la possibilità di fare domande, e tipicamente può essere una sessione in videoconferenza di 2-3 ore, la dico così perché dobbiamo aggiungere la parte sui minori, quindi non so quanto tempo potrà portare via, e poi quello che stiamo prevedendo per l'anno prossimo, allora siccome sono necessarie anche delle riprese formative, quello che stiamo prevedendo è di fare delle riprese formative attraverso delle piattaforme di e-learning. Quindi la prima sicuramente sarà in videoconferenza con del personale di Lepida di qua che vi spiega le cose. Poi dopo in prospettiva la visione di avere formazioni in e-learning, ma questo ve lo racconteremo forse un po' più avanti. Bene, alle prossime 2 domande abbiamo già risposto, ribadisco le risposte, quindi un operatore può avere, scusatemi, una persona può avere più credenziali SPID con operatori differenti e valgono tutte. Un operatore, se ha già altre credenziali SPID, per operare come operatore Lepida ID deve avere credenziali Lepida ID. Vediamo un po', o deve essere configurato qualcosa, quindi anche questa quindi va di pari passo, poi i dettagli verranno visti sostanzialmente con il corso. I costi li abbiamo già detti, se il cittadino si registra autonomamente deve già scegliere in quella fase in quale ufficio farsi riconoscere. Allora, sì, quando nel momento della registrazione il cittadino sceglie la modalità di riconoscimento, tra le 6, sceglie il riconoscimento di viso, gli viene presentata una tendina in cui scegliere anche l'ufficio. La scelta però non è vincolante, quindi può succedere che io scelgo di andare allo sportello in via Roma 1 e poi casualmente domani vado a fare, che so, una visita medica da qualche parte, lì vicino c'è un altro sportello, vedo un bel cartello qui, riconoscimento SPID, l'EPID, mi presento, entro e viene comunque preso in carico dall'operatore di quello sportello. Quindi lo sceglie sì, ma non è vincolante e quindi che debba andare per forza lì. Ecco, e per l'operatore invece ha un preavviso che riceverà quelle persone oppure no? Nel momento in cui il cittadino appunto sceglie di presentarsi allo sportello di via Roma 1, gli operatori di quello sportello sul back office vedono che c'è questa, chiamiamola prenotazione, no? Questa scelta. E quindi lo possono vedere che c'è Un qualcuno che avviso. sta per arrivare lì. Bene. Per gli operatori comunali, che saranno appunto operatori Lepida, dovranno usare uno smartphone per l'OTP, perciò necessita di una connessione dati Wi-Fi comunale, dati o Wi-Fi comunale, oppure per gli operatori comunali ci sono altre soluzioni. In altre parole, gli operatori entrano con diciamo, un livello 1 o 2 di riconoscimento. Al nostro back office. Sì. Al back office è un'autenticazione di livello 2. Di livello 2, quindi, sì. Quindi allora, ovviamente, come dicevo prima, noi consigliamo l'utilizzo dell'app. Se l'operatore, io adesso non conosco la vostra realtà e so che non tutti gli operatori comunali hanno un telefono, chiamiamolo di lavoro, quindi si potrebbero trovare in questo conflitto. L'accesso al back office tuttavia è possibile anche con un OTP via SMS che non rientra in quel limite che dicevo prima di 4 SMS. Quindi nel caso non avesse un proprio smartphone, uno smartphone dove può mettere l'app LPDD per fare questo mestiere, potrebbe comunque utilizzare l'accesso dove l'OTP è un SMS e quindi non c'è necessità, basta che abbia anche su un suo cellulare personale. Ricordo che quando voi vi registrate e chiedete SPID a qualsiasi provider, dovete fornire un indirizzo mail e un numero di cellulare. È ovvio che se oggi non avete un cellulare aziendale, ma io personalmente anche il mio SPID LPDD c'è il mio col numero personale, quindi comunque è un numero che l'operatore ha in tasca. Se poi hai sia il telefono personale che quello aziendale, puoi scegliere quale dei due associare all'identità SPID LPDD che ti stiamo dicendo serve per fare questo mestiere, perché con quell'identità LPDD tu accedi al back office. Quindi se c'è lo smartphone tanto meglio e se non c'è si usa l'SMS. Però
quella è una scelta che farà l'operatore nel momento in cui si registra. Se c'è lo smartphone, dicevo, è meglio per noi perché incentiviamo l'utilizzo dell'app. Certo. E usandola anche, quando passa di lì il cittadino e dice ho un dubbio, magari in un secondo glielo potete anche dire. Bene, c'è poi una domanda che leggo, anche se questo tratta un altro tema di fatto. Quindi nella Convenzione sono previste agevolazioni che rilascio l'Apid ID, per il rilascio di l'Apid ID profilo professionale per i dipendenti comunali che accedono ai servizi. La risposta è no, perché qui si parla di una convenzione per il rilascio di SPID personale. Allora, in realtà, aspetta che chiedo aiuto da casa, ma secondo me si potrebbe presentare allo sportello anche qualcuno che chiede uno SPID ad uso professionale. Adesso chiedo, però non so se la domanda è leggermente diversa. No, cioè, qui si dice, cioè, se un Perché mio parla collega, per i dipendenti esatto, comunali. se un mio collega che è dipendente comunale mi chiede lo SPID ad uso professionale. professionale. Prima cosa, lo SPID ad uso professionale va contrattualizzato. Quindi vuol dire che prima che Annalisa possa avere una registrazione sul sistema che dice sto chiedendo uno SPID ad uso professionale, il mio capo deve avere contrattualizzato 1, 2, 50, 5.000 identità ad uso professionale con l'EPIDA. Quindi questa è la prima cosa. Poi sullo SPID per i dipendenti della pubblica amministrazione si potrebbero fare molti discorsi, dimmi se vado per questa strada. No, è perché... un altro capitolo quello, ne riparleremo un'altra occasione. Ok, però ecco, non può essere, se tu sei un operatore dipendente del Comune d'Italia, operatore LPDD, arriva il collega e dice mi dai uno SPID ad uso professionale, cioè prima di trovarti la richiesta appesa sul back office con qualche operatore che deve smarcarla e fare le check per rilasciarla, prima a monte c'è una cosa che si chiama contratto, eccetera, quindi se prima c'è stato quello te la trovi lì e non c'è problema, ma non è una cosa che sceglie il dipendente andando sul nostro sito e registrandosi, il dipendente della PA piuttosto che il dipendente della COP, ecco. Quindi direi che il problema non si pone e si troveranno su back office su una serie di richieste e si troveranno un cittadino che si presenta allo sportello dicendo io ho fatto richiesta oppure dice io voglio fare richiesta e mi aiuti nella modalità assistita. Grazie Annalisa. Qui ci sono due domande molto simili, quindi il cittadino che entra fa riferimento ad uno sportello l'Apid ID, esce poi con l'Epida? Prima domanda. Seconda domanda, quando esce con l'Epida, l'Apid ID, quindi con le proprie credenziali SPID, quelle sono immediatamente attive o deve trascorrere un certo lasso di tempo? In questo caso con che tempi sarà resa attiva? Ok, allora anche qui provo a dire, poi chiedo alle colleghe, mi correggano se sbaglio. Allora, se il cittadino ha fatto la registrazione online e si presenta allo sportello semplicemente per il riconoscimento, quando vengono controllati i documenti tutto va tutto bene, l'operatore schiaccia un bottone e le identità sono immediatamente attive. Riceve una mail, le tue identità sono attivate, le può usare subito. Nella modalità invece in cui si presenta la modalità assistita e dice devo registrarmi, mi aiuti, questi sono i documenti eccetera, quando ha finito il giro della registrazione, prima di poter usare le credenziali dovrà accedere e cambiare la password. Quindi dovrà fare questo passaggio in più. Poi non so se volete aggiungere qualcosa. Buongiorno Vai, a Vania. tutti. Sì, allora nella modalità assistita viene mandata un'email alla fine della registrazione in cui ci si dovrà andare a inserire l'OTP successiva per verificare il cellulare e poi al primo accesso, come diceva Annalisa, sarà richiesto nuovamente il cambio password. Quindi nella seconda modalità c'è un'azione che deve fare l'utente anche successivamente, a differenza della modalità di registrazione online. Grazie. C'è una domanda di questo tipo. Se l'operatore fornisce uno SPID l'Apid ID ad un criminale dietro presentazione di documenti falsi, va incontro a responsabilità civili o penali? Questa... Detta così, raccontata così, sembra che io sono l'operatore, mi arriva uno, dico ah che bello, questi documenti sono falsi, tieni SPID.
No. E sono a conoscenza di questa cosa, ovviamente. Se non è questa la domanda, probabilmente. Esatto, se è così evidente che siano falsi, l'operatore li rifiuta. Allora, l'operatore ha degli strumenti, dei siti, degli strumenti che diamo noi come l'EPDD per verificare se quel documento è valido e non è rubato. Quindi ci sarà una procedura che verrà spiegata durante la formazione e il vostro compito sarà tenervi esattamente a quella procedura con tutte le verifiche che vi chiederemo di fare. Queste verifiche, man mano, queste procedure di verifiche nel tempo probabilmente aumenteranno quando noi avremo dei mezzi sempre migliori per fare queste verifiche, ma l'importante è che voi vi verifichiate che i documenti siano idonei sulla base delle indicazioni che vi daremo nella formazione, ecco. Quindi Ottimo, quindi direi che... tutti gli operatori dovrebbero avere tutti gli strumenti per non cadere in questo, cioè per quello dicevo prima che anche come era presentata la domanda sembrava, so già che sono rubati, falsi, quello che è, però gli do... Quando ci sono dei dubbi sulla veridicità di un documento non si rilascia l'EPDD. Esatto. Questo è importante, la responsabilità dell'operatore che verifica in quel momento i documenti e ha di fronte la persona. In altre parole, diciamo che la responsabilità dell'operatore potrebbe essere eventualmente chiamata in causa nel momento in cui non dovesse rispettare quelli che sono appunto i protocolli definiti per il riconoscimento. Quindi l'invito è essere molto, molto attenti, molto proprio direi quasi... Seguire scrupolosamente esatto, le indicazioni che vengono date. Esatto. Poi, essendo che insomma è un po' che stiamo facendo questo giochino, chiamiamolo così, un po' di esperienza, no? Ce la siamo fatte, quindi man mano nella formazione sono anche attenti, no? A spiegare le cose, piuttosto che i manuali che vengono messi a disposizione degli operatori sono arricchiti, no? Delle varie cose che stiamo riscontrando. Quindi secondo me proprio l'indicazione è che se uno ovviamente seguendo la formazione, attenendosi a quello che viene detto e seguendo quanto poi comunque è riepilogato e riassunto nei manuali, quindi ti viene un dubbio, vai lì a vedere. Addirittura ci hanno indicato adesso un sito che a livello europeo elenca tutti i documenti e le tipologie dei documenti per nazione, quindi per esempio andate sul sito dell'Italia, si trovano tutte le tipologie di documenti di identità, tutte le tipologie di patenti in vigore, cose di questo genere, cioè l'operatore dovesse avere dei dubbi, ha veramente talmente tanti strumenti da usare o punti di riferimento dove andare a ricontrollare nel caso di dubbio che cioè, questa cosa non dovrebbe esserci. Se proprio rimane il dubbio, non sono sicuro che sia un documento vero, come dice Vania, non abilitiamo l'identità. Piuttosto fermiamoci e non sono sicuro, non lo facciamo. Non è che la rilasciamo, chissà se quel documento è falso, allora facciamo un passo indietro e ci sarà un utente, se c'è un utente che ci stava fregando, andrà a bussare alla porta di un altro provider. Se è un utente che invece era nel giusto, magari insisterà e magari riusciremo insomma a trovarla a quadro, o magari vi diamo supporto in qualche modo. Però ecco, direi che chi farà questo mestiere comunque ci sono molti strumenti per cui non dovrebbero esserci problemi. Come dicevi tu durante la tua presentazione, c'è il forum di supporto per gli operatori. In queste situazioni particolari usate quel forum. Contattateci, esatto, che vi diamo una mano. Ecco. Tra l'altro, diciamo come possibilità anche per i colleghi dei vari enti, visto che c'è una domanda, noi metteremo online poi la registrazione di questo webinar di modo tale che possiate rivederlo, che possiate approfondire magari certi passaggi che volete in qualche maniera siano rivisti. Sì, poi aggiungo solo una cosa, cioè alla fine errare è umano, no? Ciascuno di noi può sbagliare. Il problema è se uno lo fa consapevolmente, quindi se poi succede qualcosa, cioè invece ci sono dietro delle situazioni che si stanno verificando, dico a livello d'Italia, non dico a livello di Lepida, quindi dei vari provider, dove ovviamente c'è qualcuno che sta facendo delle cose fatte male, però lì si individuano ed è ben chiaro e quindi la responsabilità va sull'operatore che sta facendo quelle cose che non deve fare. Invece se mi sfugge una roba su un documento, non me ne accorgo, è una situazione diversa, insomma. Ok. Può essere referente per gli sportelli Lepida di un amministratore dell'ente? Non saprei cosa rispondere. L'operatore direi meglio di no. Referente forse anche sì, si sappia che... Perché comunque è sempre
il legale rappresentante poi che sottoscrive insomma quella delega, si sappia poi che nel momento in cui cade quella figura si dovrà ripetere un certo passaggio di tipo amministrativo. Non so se va bene Annalisa o se dobbiamo modificare la risposta. No, per me va bene. Cioè il Okay. referente dell'ente lo sceglie l'ente, secondo me Lo per una sceglie l'ente. cosa politica, diciamo così, Esatto. che non una cosa più che riguarda la vostra visione che non la nostra, che è un po' più operativa. Lo Speed Lapide ID a Scusate un scadenza? attimo, la cosa importante è che il referente sia quella persona che poi trasmette agli operatori tutte le comunicazioni che noi mandiamo. Quindi deve essere una figura operativa, proprio, che ha la propria responsabilità nell'interfacciarsi con Regione, ma anche nel trasmettere poi all'organizzazione sottostante tutto quanto va trasmesso. Vi faccio un esempio, cioè il referente è quello che sa, no? Che sceglie quali sono gli operatori, le persone quindi dell'ente che devono fare sto ruolo, le comunica, ma è anche quello che deve stare attento a comunicarlo se magari la persona va in pensione, si dimette, non è più un dipendente si deve ovviamente ricordare, e detto così fa un po' ridere, però è importante che comunichi subito: questa persona qui non è più parte dell'ente, disabilitatelo dal ruolo di operatore, perché se noi non lo sappiamo e lui continuerà ad avere accesso al back office, ai dati, eccetera, eccetera, come potete immaginare. Quindi potrebbero succedere cose che sfuggono dal nostro controllo, dove nostro è l'Epida e voi come ente capofila, ente aderente. Quindi deve essere uno che ha un po' il polso della situazione in queste cose qua. Poi vabbè, adesso quando vedranno anche il testo della convenzione magari sarà anche un po' più chiaro, no? Certi passaggi saranno anche un po' più chiari e sulla base di quello potrete decidere. Ecco. È ovvio che ci vuole uno che tira le fila e che stia attento, questi sono i passaggi, no? Un occhio sugli operatori, chi sono, cosa fanno, come fanno, un occhio ad avvisare l'Epida se c'è qualcosa che non torna, piuttosto che se un operatore non fa più parte, no, dell'ente e quindi va assolutamente dismesso il suo ruolo e il suo accesso al sistema. Grazie. Scusa, un'altra cosa, visto che stiamo parlando di operatori e di enti, tra i vari documenti che erano stati inviati, probabilmente c'erano anche 2 file Excel dove venivano chiesti, cioè dove all'ente viene chiesto di inserire gli operatori che vogliono abilitare, sia per la parte solo di riconoscimento che per la parte assistita, e poi ci sono più tab, l'IP con cui esce il comune, cioè lo sportello, perché noi dobbiamo abilitare questi sportelli. Sì, questi dopo sono dettagli tecnici Sì, che però si perché una troveranno. delle domande che c'era riguardava una cosa del genere. Va bene, arricchiremo allora anche la documentazione a disposizione dei vari enti nel contesto che è appena stato descritto. Bene, Speed Lapide ID a scadenza? No. No. Bene, la domanda successiva l'abbiamo già... Scusa, quella d'uso personale ovviamente non ha Personale. scadenza, quella d'uso professionale dicevamo c'è un Certo. contratto e va dietro alla durata del contratto. Se tu me la compri per un anno, dopo un anno la disabilitiamo, se uno la compra tutti gli anni, scusa, è giusto la precisazione, però... E quella personale ha scadenza se non viene usata. Cioè se per 2 anni un utente non usa mai la sua identità, viene revocato. Questo per tutte le identità, sono delle tutte le indicazioni di Agid. In caso di inattività viene revocato. Adesso questo non credo che sia, cioè stiamo parlando di speed data ad un operatore che deve fare sto mestiere, quindi credo che la usi. Però per completare lo scenario, le normative Agid prevedono che dopo 2 anni di inattività venga revocata. Ok. La domanda di Speed su operatori differenti l'abbiamo già letta, come già risposto, insomma. Domanda: l'ente può gestire in autonomia i tempi e i luoghi per l'erogazione del servizio? In pratica, possiamo dedicare dei giorni X per lo Speed? Sì, alcuni lo fanno e quando dicevo prima che sul nostro sito c'è l'elenco di tutte le sedi in cui si può presentare un cittadino per riconoscimento, eventualmente ci sono indicati queste cose, dal lunedì al venerdì, dal lunedì al sabato con gli orari, oppure solo il martedì e il giovedì,
e sono delle cose che sono organizzative, ovviamente laddove si restringe il campo sono più limitative, però l'importante è che siano note, perché se noi le riusciamo a mettere in quell'informazione a disposizione dei cittadini, il cittadino vede che ha scelto quella sede e che ci può andare solo il martedì e il giovedì, evitiamo che lui si presenti al lunedì e poi si arrabbia perché dice io ho visto scritto là che c'è lo sportello e perché oggi non mi state ascoltando, che io domani non posso venire. Quindi sì, con la cura appunto, sempre anche qui c'è il referente che può raccogliere tutte queste informazioni, di andare, no, a definirle di modo che noi le mettiamo a disposizione di tutti i cittadini ben chiare e evitiamo i reclami, no, a posteriori. Certo. C'è un servizio di prenotazione appuntamento per accedere a ogni sportello per il rilascio? Allora, abbiamo detto il cittadino può prenotare con la procedura messa a disposizione mediante una delle forme di riconoscimento. Diversamente è Regione stessa che mette a disposizione degli enti, quelli che noi chiamiamo i LED, quindi dei servizi digitali. Tra questi ce n'è uno appunto che permette di fare la prenotazione degli appuntamenti. C'è un numero obbligatorio di giorni e ore, abbiamo già risposto sostanzialmente, è possibile rivedere la registrazione, abbiamo già risposto, proviamo a procedere. Potete riprendere la parte in cui un anziano si deve presentare allo sportello senza avere una mail o un cellulare? Ah, se l'anziano si presenta e non ha la mail al cellulare, gli dovete dire per richiedere SPID ti serve una mail al cellulare, semplicemente. Non ci sono alternative in questo momento. Come accennavo prima, quando ci sarà il sistema gestione deleghe, magari verrà gestito diversamente, cioè l'anziano delegherà un parente, eccetera. Però adesso l'unica risposta è, per avere SPID devi presentarti con un'email o un cellulare. La gestione della mia identità Lepida è modificabile, ovvero posso cambiare la mia mail o il mio cellulare? Sì, si può cambiare, poi dopo le modalità, a parte che sul sito trovate tutto, insomma, ci sono dei moduli, eccetera, c'è tutto scritto. Ecco, anche la domanda successiva che leggo credo abbia una risposta molto veloce. Il dipendente operatore cessa il servizio, gli vengono revocate le credenziali SPID Lepida ID o rimangono credenziali in suo possesso? No, le credenziali sono credenziali SPID che rimangono in suo possesso. Viene disabilitato dal ruolo da operatore, quindi non potrà più accedere al back office che dicevamo prima, dove ci sono tutte le richieste di credenziali SPID. Quindi poi perché sono credenziali SPID ad uso personale a tutti gli effetti, quelle lì, quindi le può usare come credenziali SPID di qualsiasi altro provider per sempre, ecco. Previo quello che dicevamo prima su 2 anni di attività, eccetera. Sarà possibile configurare nel portale Lepida gli orari di apertura e accesso all'ufficio del comune per il rilascio SPID? Sì, quello che dicevamo prima, non sono presenti nella parte in cui il cittadino si registra e sceglie lo sportello, ma sono presenti sul sito dove c'è scritto questo è l'elenco dei nostri sportelli, piuttosto che c'è la mappa con la visualizzazione che ho fatto vedere prima, c'è anche un elenco in formato tipo file Excel e lì dicevo ci dovete dare l'indicazione nel caso in cui ci siano delle limitazioni perché noi le andiamo a mettere lì e questo sono pubbliche sul nostro sito id.lepida.it. Grazie. Chiedono poi se metteremo a disposizione anche le tue slide. Sì. Grazie. Ecco, il tema invece dello sportello, scusate, delle credenziali SPID a uso professionale, abbiamo detto è un tema diverso, presuppone un contratto, eccetera, eccetera, quindi non mi sentirei insomma di dover aggiungere altro rispetto a quello che abbiamo già detto. Si possono conoscere in anticipo questi siti perché siamo RAO pubblico ma non conosciamo i siti per i documenti falsi. Abbiamo detto che quello è un altro tema. Credo che l'Epida abbia le sue procedure e gli altri identity provider possano fare altrettanto. Vado oltre? Sì, poi io non so, però io penso che ve lo possiamo dire, cioè non è una cosa segreta, è un sito pubblico. Non so se posso scrivere l'indirizzo qui, in però... chat. Si chiama Prado il sito, è un sito, non è nostro, è dell'Unione Europea, Prado, e andate a cercare, non so qui come posso scrivere, Prado. Cioè, non è una cosa segreta, ecco, ce l'hanno indicato in fase di certificazione, quindi gli auditor, perché poi questa attività è soggetta mi sono dimenticata di dire una cosa, penso che arricchirà un pochino le mie slide. L'attività ovviamente, come dicevamo, è molto importante, c'è molta attenzione, è una cosa delicata e tutto quanto, per cui è anche soggetta a tutta una serie di certificazioni che abbiamo come provider di SPID
e di audit e di verifiche e di ispezioni che abbiamo durante tutto l'anno. E quindi in un momento di certificazione un certificatore ci ha detto: lo conoscete questo sito perché può essere utile? Quindi da quando ce l'hanno detto lo mettiamo a disposizione di tutti i nostri operatori, non è una cosa segreta. Aggiungo questa piccola nota perché non l'ho detto, ma nella convenzione è esplicitato. Ovviamente l'Epida si riserva di fare poi delle ispezioni ed un monitoraggio delle attività degli sportelli piuttosto che degli audit, e quindi convocare gli operatori e provare a fargli domande e a vedere insomma se la formazione e le competenze acquisite nel tempo si sono perse, si sono mantenute, eccetera. Quindi questa è una cosa che la troverete scritta nella convenzione, quindi non è segreta, ma viene ovviamente da tutte le ispezioni e le procedure di Agid, e a catena ovviamente scende su di l'Epida, e siccome l'Epida sta allargando, no, così la possibilità per aprire più sportelli, ovviamente ricade anche sugli operatori incaricati dall'Epida. Quindi questo può avvenire in un qualsiasi momento, che può essere su richiesta di l'Epida, oppure Agid stesso viene qua e ci dice: io voglio andare allo sportello di Reggio Emilia in via Tal di Tali, lo prende a casa del nostro sportello, andiamo là e facciamo un audit, un'ispezione, insomma. Non ho dimenticato di dirlo prima, però è giusto che anche questo sia noto. Ecco, c'è una domanda che riguarda invece il tempo di rilascio medio presso gli sportelli LPD di credenziali LPD. Abbiamo forse un'indicazione sulla parte di quelle che sono appunto le esperienze pregresse? Sì. Allora, ovviamente c'è il caso migliore, dove il cittadino ha compilato tutti i dati esattamente, ha messo una scansione di documenti leggibili, ti porta gli stessi documenti che ha caricato lì, perché se io carico sul sistema la patente e poi mi presento con la carta d'identità, già sono due documenti diversi. Va bene, il caso migliore è questione proprio di leggere questi dati, di guardare i documenti, di andare a fare le verifiche su due siti che dicevamo, documenti scaduti, eccetera. In 4, 5, 6 minuti la cosa si chiude. È una questione proprio di... sicuramente sotto i 10 minuti, parliamo più di 3, 4, 5 minuti. È ovvio che ne arrivi nel caso in cui il cittadino ha scritto qualcosa di sbagliato, quello che ha riportato al sistema non torna con i documenti, e qui ci si ferma. La modalità assistita, come dicevamo prima, c'è il tempo di compilazione, e di là, se c'è il vecchietto di 90 anni, ovviamente sarà un po' più lenta la cosa rispetto a che se ti trovi il diciottenne, che il diciottenne magari non ti chiede la modalità assistita, però nella modalità assistita dipende un pochino di più dalla persona che trovi davanti, e poi devi andare a fare la scansione, ce l'hai lì di fianco e allunghi la mano e la fai, piuttosto che devi andare nell'altro ufficio. Lì ovviamente dipende un pochino anche dalle singole realtà e dalle persone che ti capitano davanti. Però direi che è abbastanza veloce, ecco, in generale. Grazie. Il referente può essere anche operatore? La risposta è sì, l'abbiamo detto prima. Il servizio può essere gestito su appuntamento? Anche qui è una questione organizzativa, quindi abbiamo detto sì. Se l'anziano si presenta senza una mail, l'operatore può provvedere a crearne una, ad esempio su Gmail. Qui direi che... insomma, sarebbe meglio. Dopo lì il tempo si allunga. Sarebbe meglio invitarlo ad arrivare con una mail o con un parente che gliel'ha già fatto e che intanto lo aiuta. Bene, io direi che a questo punto vediamo un po' se c'è ancora qualche cosa di particolare. L'operatore può correggere i dati inseriti dall'utente in fase di registrazione se errati? Non ho capito, scusa, non ti ho sentito. L'operatore può correggere i dati inseriti dall'utente qualora siano errati? No, non può, perché la legislazione prevede alla fine proprio un check dell'utente, cioè prima di farti andare avanti nel processo ti dice: controlla tutti i tuoi dati che siano a posto, e è come se venisse firmato. Adesso c'è un flag, non so se un domani ci sarà una firma. È un modulo di adesione che viene accettato dall'utente, che deve corrispondere con i dati inseriti. Se i dati sono errati va revocata e va rifatta la richiesta da capo. Sarà una verifica che l'operatore deve fare prima di rilasciare. Quando prima dicevo deve controllare i dati, c'è quella verifica lì, perché se sono errati va rifiutata e va rifatta la richiesta, quindi attenzione a inserire le cose corrette. Ok. E l'ultima domanda: l'operatore può rilasciare solo credenziali SPID a uso personale o anche quelle a uso professionale?
Anche questo abbiamo detto Sì, qualche anche cosa quello prima. esatto, se ti si presenta un utente che ha appeso una richiesta per uso professionale si potrebbe trovare, ma nel back office lo vede già indicato Annalisa Minghetti richiesta identità uso personale, piuttosto che vede Annalisa Minghetti richiesta identità uso professionale. Però la procedura dietro è esattamente uguale, cioè non cambia assolutamente niente, perché quello che fa l'operatore di sportello è riconoscere Annalisa Minghetti che si presenta lì. Non c'è niente di differente, lui deve solo fare il riconoscimento, verificare i dati, verificare i documenti, se va tutto bene, schiaccia il bottone e si è pronti via. Benissimo. Io devo andare in chiusura perché sta per partire un altro webinar e quindi lo strumento, mi spiace, ma è uno strumento in condivisione. Io ringrazio moltissimo i colleghi di Lepida, appunto, che ci hanno offerto prima la possibilità di contrarre con loro questa convenzione e oggi di presentare con una modalità direi molto chiara quello che appunto sono le modalità di adesione al servizio. Per gli enti, se c'è ancora qualche cosa da chiedere, Regione resta a disposizione, potete utilizzare la mail che abbiamo citato più volte, dove per i documenti che ancora non sono stati inseriti appunto e che sono emersi nel corso appunto di questo incontro, li metteremo a disposizione esattamente nello stesso repository. Ringraziamo tutti, salutiamo tutti e ci aspettiamo una grande adesione al servizio. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, buona Grazie a giornata. voi. Buona giornata. Buona giornata.